Buongiorno, siamo nella sede di Banca del Veneto Centrale, siamo con il direttore Mariano Bonatti, ancora per pochi giorni, direttore. Sì, ancora per pochi giorni. Io concluderò la mia esperienza lavorativa difatti il 30 di giugno, dopo 45 anni di lavoro e 9 anni qui in Banca del Veneto Centrale. Una notizia che ci ha colto tutti un po' di sorpresa, la facevamo più giovane. Beh, grazie direttore per il più giovane, quest'anno sono 66 anni e la sorpresa non è proprio una sorpresa, io ne avevo già parlato con il consiglio di amministrazione, l'avvicendamento è stato perseguito nel momento in cui abbiamo trovato la figura adeguata per sostituire la direzione di una banca importante come quella di Veneto Centrale. E dopo conosceremo anche il suo successore, che banca gli lascia in mano? Vorrei dire che Banca del Veneto Centrale oggi è una banca leader all'interno del gruppo, è una banca con 200 milioni di fondi propri, raccoglie fiducia nel mercato per 3 miliardi e 200 milioni, presta denari per 1 miliardo e 600 milioni, lavoriamo con 48 filiali, 400 collaboratori, una banca che nel tempo è diventata leader su determinati segmenti di settore, parlo finanziamenti alle imprese, la banca assicurazione, la monetica, la consulenza avanzata alle imprese, la consulenza avanzata alle imprese per il comparto estero, domani avremo il secondo webinar. È una banca che ha saputo crescere nel tempo aggiornando il proprio modello operativo e la propria formula competitiva. Vorrei dire è una buona banca, una grande banca. Una banca come tutte le banche di credito cooperativo legate al territorio, voi siete arrivati anche a Rovigo. Com'è stata in questo periodo l'impressione? Con che impressione va via dopo aver conosciuto Rovigo e i suoi rodigini? Intanto vorrei dire che negli ultimi 5 anni la nostra banca ha fatto 2 aggregazioni, la ex Bassano Banca e la Rovigo Banca. Parliamo di un territorio che ha una continuità, perché oggi la Valdastico Sud ci unisce in pochi chilometri, in poco spazio, ma indubbiamente abbiamo 2 realtà diverse, settore primario sulla parte di Rovigo, attività più manifatturiera e commerciale sulla parte di Vicenza e Bassano. Credo che la diversità sia una sinergia e ci permetta di crescere ancora, sicché ben venga la diversità che abbiamo trovato in queste 2 aggregazioni. C'è qualcosa che in questi anni avrebbe voluto fare e non è riuscito a portare a termine, che quindi lascia in eredità al suo successore? La domanda, sì, sicuramente c'è sempre qualcosa di meglio da fare e di concludere. Il mio successore lascio una banca che ha un modello distributivo diverso, che oggi è il modello che ci ha permesso di crescere, che però nel tempo deve essere efficientato. Sicché oggi noi siamo una banca efficace, dobbiamo trovare l'efficienza di questi modelli, dobbiamo percorrere la strada delle nuove tecnologie, l'aggiornamento informatico, l'ESG come nuove modalità e progetti operativi. Sicché sicuramente avrà molto da fare. Lei quindi dal 1° luglio va in pensione, in quiescenza, come si diceva una volta. Non mi dica che non si fa più vedere nel mondo delle banche, però. Dal 1° luglio farò il gestore del mio tempo libero intanto e dedicherò molto più spazio alla mia famiglia. Con la banca devo definire un accordo di collaborazione per un certo periodo, in modo che ho la possibilità io di far decantare il lavoro che giornalmente mi impegnava per parecchie ore e di dare un contributo per un periodo limitato a questa nuova direzione. Direttore, grazie e allora buone ferie. Grazie a lei direttore e buona prosecuzione.